Il secondo campo che seguiremo il Vigorito per Benevento Spal. La buonasera anche a Mauro Carafa. Buonasera, la prima volta del Benevento in Serie B, il ritorno della Spal in cadetteria dopo 23 anni, tanti motivi di interesse per questa sfida che è anche un confronto di quartiere tra allenatori semplici e baroni. Sono nati nella stessa strada a Firenze e si conoscono fin da piccoli, 2 matricole dunque, ma con i giallorossi che hanno fatto una campagna acquisti interamente di grande spessore, impreziosita negli ultimi giorni dagli arrivi del gioiellino croato Bagadur e collaudato macedone Jakimowski, squadra giovane tutta italiana per gli emiliani che sperano nella potenzialità del loro ariete Mirko Antenucci, nato a 100 km da qui in provincia di Campobasso e appena tornato dalla sua esperienza in Inghilterra. Abbiamo già le formazioni, il Benevento gioca con un 4-3-3, Cragno in porta, Padella, Lucioni, Venuti e Lopez sulla linea di difesa, a centrocampo Del Pinto, Cisbà e Melara, in attacco Falco, Ciciretti e Ceravolo, risponde la Spal con 3-5-2, Meret in porta, Cremonesi, Gianni e Gasparetto in difesa, Castagnetti, Schiattarella, Arini, Mora e Lazzari a centrocampo, Cerri, Antenucci sono le punte, arbitra Abisso di Palermo, grande pubblico al Ciro Vigorito, fa molto caldo, terreno in ottime condizioni, a te la linea. Quinto minuto, Bari 0, Cittadella 0, Benevento, Mauro Carafa. Al Vigorito siamo un minuto avanti rispetto del Vecchio, siamo al sesto minuto, 0-0, ma il Benevento sta soffrendo. Secondo calcio d'angolo sul pallone Schiattarella, il cross al centro, il colpo di testa da parte del difensore Gianni che si era spinto in avanti, palla sulla traversa, ma poco fa nel primo calcio d'angolo avvenuto intorno al quinto minuto dalla sinistra sempre di Cragno, girata al volo di Mirko Antenucci, ha postato in aria in buona posizione, il tiro è finito fuori sulla destra del portiere Cragno. C'è stato anche un contatto sospetto in aria tra l'uruguaiano Walter Lopez e Gasparetto, timide le proteste però della Spal, non ci sembra che ci sia stato nulla di particolare, l'arbitro Abisso ha fatto continuare, ma è un Benevento che sta soffrendo un po' forse contratto, c'è grande attesa qui nella città sannita per questo esordio in Serie B, forse i giocatori di Baroni ne hanno risentito. 4.500 abbonamenti, stadio quasi completamente pieno a parte la curva sud, un pezzo della curva sud, a centrocampo la partita sta ora un po' languendo ma ci prova, ora con Ceravolo sulla sinistra, sta per entrare quasi al limite dell'area, il cross viene ribattuto in fallo laterale, settimo minuto, 0-0 tra Benevento e Spal, linea Vercelli. Decimo minuto al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Spal, ma la squadra di Ferrara ha avuto un'altra occasione da rete. Sulla destra Manuel Lazzari che sta facendo impazzire la difesa giallorossa, è partito per la terza volta in questa partita, il 23enne giocatore ha mandato al centro un pallone invitantissimo per l'altro centrocampista, quello esterno di sinistra Mora, che è arrivato in corsa ma ha sparato malamente di destro sul fondo altissimo. È una Spal che si sta facendo preferire in questo avvio di gara, il Benevento, come dicevamo anche nel precedente collegamento, soffre un po', ha lasciato in panchina alcuni suoi gioiellini, però sono arrivati all'ultimo momento come Riccardo Bagadur, ventenne, ex Salernitana, croato, e Nicola Jakimowski, macedone di 26 anni, proveniente proprio dal Bari. Si perde sul fondo questa azione del Benevento, dunque rimane 0-0 a 10 minuti e 40 secondi, la linea a Vercelli. Benevento 0-0 tra Benevento e Spal, un Benevento che cerca di scuotersi, ma in questo momento è in attacco la Spal. Al 19esimo Castagnetti da 40 metri ha tentato di sorprendere Cragno che era in realtà fuori dai pali, ma il tiro è stato non preciso al lato. Poi il Benevento ha risposto col suo uomo migliore Filippo Falco, il gioiellino proveniente dal Bologna, che ha fatto un'azione personale, un tiro insidioso dai 14 metri, la parata a terra di Meret. Intanto attacca ora il Benevento in questo momento, si è rianimata la squadra di Baroni che è in maniche di camicie al limite della sua area, ma Cisbà perde un altro pallone ed è molto abile la Spalla a ribaltare il gioco, lascia davanti Cerri e Mirko Antenucci quasi soli, ma poi ripartono molto velocemente. Cerri finta ancora, supera Venuti, il cross sta per partire, poi si ferma, ci ripensa, parte con la palla, finisce quasi in gol e poi sulla linea un tiro di Arini, la Spal ha veramente sfiorato il gol clamoroso, calcio d'angolo, c'è stato un salvataggio sulla linea dopo un'azione insistita di Cerri sulla sinistra, un primo tentativo andato a vuoto, poi è arrivato quasi a colpo sicuro Arini, ex Avellino, e l'azione fumata sul fondo. Siamo 0-0, rimane lo 0-0 al 23esimo, linea Vercelli. 27 minuti e mezzo col Benevento in avanti, siamo solo 0-0, ma è tanta Spalla, un'altra occasione che vi racconteremo tra poco. Cisbà è in posizione centrale, il centrocampo però della Spal finora ha avuto la meglio di fronte a quello del giallorossi, che però ci prova adesso con un'iniziativa, cade a terra, calcio di rigore.
è stato atterrato Ciciretti, che con una mirabile finta ha attaccato Mora, che finora è stato molto bravo in fase offensiva, ma in questa occasione, essendo nella sua posizione di esterno sinistro di difesa, ha fatto un errore, perché Ciciretti si è fatto praticamente abboccato a una finta ed è stato atterrato. Calcio di rigore per Abisso, ma siamo d'accordo con lui, effettivamente il fallo c'è, ma pensate, poco fa ha avuto la quarta occasione da gol nitida alla Spal, al 25esimo, con Arini pescato da Antenucci al limite dell'area, ha potuto anche mirare, ma il pallone, piazzato quasi di piatto, è finito di poco al lato sulla destra di Cragno, ha sfiorato il palo. Su questa azione invece la Spal è stata ingenua e dunque calcio di rigore. 28 minuti e mezzo, sul pallone c'è proprio Ciciretti che sta per prendere la rincorsa, di fronte a lui a Meret, la rincorsa, il tiro e la rete, spiazzato completamente il portiere. 1-0 per il Benevento al 29esimo, dunque Benevento 1 Spal 0, linea Vercelli. Benevento. E in questo momento il Benevento sfiora il 2-0 con un pallone che è arrivato a Melara, che era praticamente solo davanti al portiere, ma credeva di essere in fuorigioco, infatti è andato sul pallone un po' floscio e poi si è persa nella giungla della difesa della Spal, che ha rimediato con il calcio d'angolo. Il secondo calcio d'angolo per il Benevento, che ha visto cambiare la sua partita dopo il gol di Ciciretti al 29esimo. Il calcio d'angolo, il colpo di testa, ancora Benevento in avanti, c'è un fallo abbastanza duro e prima ammonizione per un giocatore questa sera, è Del Pinto, che viene ammonito da Abisso di Palermo per questo fallo e danno un avversario che stava per rilanciare l'occasione della Spal in contropiede. Una Spal dunque che ha subito il colpo, ha visto proprio le streghe, perché dopo 5 occasioni da gol ha subito il rigore di Ciciretti al 29esimo. Amato Ciciretti, 22enne con un passato nelle giovanili della Roma, che freddamente ha segnato, ma soprattutto si è guadagnato questo calcio di rigore con una bellissima finta e l'atterramento da parte dell'avversario, che non è stato ammonito perché in realtà non si trattava di chiarissima occasione da gol. Dunque Benevento in vantaggio al 34esimo, Benevento 1 Spal 0, linea Vercelli. Benevento. E mi passi la linea mentre l'arbitro Abisso ha fischiato 2 volte. Dunque Benevento 1 Spal 0, gol di Ciciretti al 29esimo su rigore. Ciciretti che poco fa ha illuminato la scena con un'altra azione personale, un buon sinistro che è sibilato sulla destra del portiere della Spal Meret. Siamo dunque nell'intervallo, Benevento 1 Spal 0, linea Vercelli. Ora c'è un gran tiro da parte di Antenucci, che si era portato ai limiti di 16 metri, un'occasione d'oro anche questa, sinistro che ha sibilato sulla destra di Cragno, invano proteso, ma non poteva arrivarci. Sarebbe stato un gol spettacolare per il molisano Mirko Antenucci, tornato come dicevamo dall'esperienza in Inghilterra dopo aver girato un po' l'Italia. L'ultima sua meta era stata Spezia, ma poi Terni, a Catania soprattutto. Mirko Antenucci sta tenendo su la squadra, la Spal, che un po' ingenuamente è passata in svantaggio con quel rigore che vi ho descritto nel primo tempo. Comunque una Spal che ci crede ancora, un Benevento meglio disposto in questa seconda fase, giunta al 7° minuto, Benevento 1 Spal 0, linea Vercelli. E quasi il 17esimo, 1-0 per il Benevento, che attacca con Melara sulla sinistra, a grandi falcate gli si fa incontro Gasparetto, ancora Melara, entra in area, supera un avversario, il tiro, la palla viene respinta dal numero 5 Gianni, che si è immolato e finisce tra le braccia di Meret. È un buon Benevento in questa seconda fase. La Spal non riesce a organizzarsi, nel primo tempo aveva avuto la meglio al centrocampo in virtù di un centrocampo foltissimo con 5 uomini, che poi in effetti è diventato anche un centrocampo a 4 con Schiattarella che tornava molto indietro. Ora attacca sulla destra Manuel Lazzari, uno dei migliori, però stavolta pretende troppo, riesce a fare un calcio, un cross arretrato, ma fa buona guardia alla difesa del Benevento, in questo momento molto più lucido il Benevento rispetto alla Spal. Baroni soddisfatto a bordo campo nella sua area tecnica, applaude i suoi, infatti c'è una bella opportunità per Falco che però non riesce a sfondare sulla sinistra, è dovuto retrocedere, la palla al centro del campo dove c'è Falco, ancora sulla destra riceve un giocatore, il cross di Padella, la palla tra le braccia di Meret. Nulla da fare, rimane l'1-0 al 18esimo di questo primo tempo tra Benevento e Spal, la linea Vercelli. Folta barriera della Milan, ci sono anche due giocatori al doppio del Benevento, ha segnato Puskas
al 35esimo. A te la linea, Verna. Bene, grazie Carafa. A Benevento siamo al 36esimo, come detto nel flash di poco fa su Verna. Il Benevento ha raddoppiato con un gol del George Puskas, il romeno, che è entrato da soli 10 minuti in una classica occasione di contropiede, è arrivato a tu per tu con l'avversario, ha vinto un contrasto al limite dell'area, di destro ha battuto il portiere Meret, che tra l'altro aveva toccato il pallone, la palla ha avuto una strana traiettoria, è finita sul palo interno e poi piano piano si è adagiata sulla rete. Dunque può esultare il pubblico giallorosso, che vede avvicinarsi la prima storica vittoria in Serie B del Benevento, anche se c'è ancora da giocare almeno 8 minuti e la Spal sta cercando di controbattere, ma una Spal che nel secondo tempo ha avuto solo un'occasione per pareggiare. Ora si trova sul 2-0, ripetiamo, al 37esimo. Benevento 2, Spal 0, linea Vercelli. Campo Verna, finale dal Ciro Vigorito, Benevento 2, Spal 0, al 29esimo primo tempo rigore di Cigiretti e nella ripresa gol al 35esimo di Puskas. A te la linea. Grazie Carafa.